Sesta corsa dell'Arcoveggio, premio Due Torri, memoria all'avvocato Augusto Calzolari. In 6 al via, 1 Ethan, 2 Elvajet, 3 Etereojet, 4 Eliseana, 5 Explorer Mundi, 6 Freyr di Venere. Favori in chiusura per Explorer Mundi ed Eliseana, molto vicini nella valutazione, macchina che accelera con Eliseana che conquista il comando, Explorer Mundi subito all'esterno, poi Ethan partito con cautela, Freyr di Venere, mentre Explorer Mundi cerca spazio nella scia di Eliseana. Dopo 200 metri prova ad accodarsi, per il momento glielo impedisce Ethan. 14-1 intanto il lancio per Eliseana, Explorer Mundi all'esterno. Più indietro c'è Elvajet, quindi Freyr di Venere e Etereojet. Intanto Explorer Mundi si porta a ridosso di Eliseana e va ad accompagnarla dopo i primi 500 metri di gara. Se ne vanno i 600 in 43,8. Sempre Eliseana a condurre, all'esterno Explorer Mundi, alla corda Ethan. Più indietro cerca di ingambarsi anche Freyr di Venere. Siamo al passaggio degli 800 metri. 57,7 dice il cronometro con un 13,9 davanti alle tribune. Eliseana è in vantaggio, all'esterno Explorer Mundi, alla corda Ethan, poi Freyr di Venere, chilometro 1, 12,4 e siamo a 500 dalla conclusione con Explorer Mundi che insiste nella sua progressione su Eliseana che replica, a contatto Freyr di Venere, poi Ethan lungo la corda, 400 alla conclusione e prova ad allungare Eliseana, Explorer Mundi un po' in difficoltà. Freyr di Venere prova a intervenire, ma Eliseana allunga ancora. Ethan in seconda posizione, entra con 2 di margine di vantaggio. Eliseana in retta d'arrivo, Eliseana in netta evidenza a 100 dalla conclusione. Si ingamba Ethan al suo esterno, Ethan ci prova, Eliseana si difende, Eliseana fin sul palo, controlla tutti i tentativi di Ethan. Al terzo posto finisce Freyr di Venere, 1,12,7 il ragguaglio conclusivo, 59 per gli ultimi 800, 29 i penultimi 4, 30 la chiusa. Eliseana un po' stanca naturalmente nel finale, ma controlla un comunque valoroso Ethan che ci prova. Nelle ultime battute guadagna terreno, ma quell'incollatura sul traguardo è tutta per Eliseana, anzi meno di un'incollatura, una testa di vantaggio appena abbondante per Eliseana che vince Vincenzo Luongo in sediolo per conto di Gennaro Casillo e per il signor Jean-Claude Xuereb.